God Save the Wine, siamo a parlare di freschezza, siamo qui da Become Mozzarella Bar, quindi un posto dove la freschezza dei vini è importante, e siamo a parlare di un territorio come San Gimignano con Laura che ci racconta perché San Gimignano è diventato così famoso per la freschezza dei suoi vini, ammesso che lo siano freschi. Assolutamente sì, San Gimignano finalmente, questa anteprima che abbiamo avuto esattamente la settimana scorsa, abbiamo festeggiato i nostri 50 anni, lo ha dimostrato che possiamo e riusciamo a fare grandi vini freschi, ma anche da grande invecchiamento. Ecco, quindi perché la Vernaccia ha questa doppia valenza, no? Tutti la bevono giovanissima perché appunto è questi profumi citrini, queste note molto sapide, ha questo gusto quasi salato che disseta, però in realtà lasciandola un po' nella bottiglia cosa succede? Succede che possiamo avere abbiamo avuto delle grandissime sorprese, sia nelle riserve, ma nel mio caso con la Vernaccia ho cercato di andare un po', di esagerare un po' forse con l'invecchiamento. Ho tenuto questa Vernaccia per 3 anni in legno, un anno in bottiglia, ed è venuto fuori per me un grande prodotto, per cui a base di Vernaccia, 95% di Vernaccia, e lì la dimostrazione che regge il tempo. È un bianco tra i rossi e deve dimostrare il suo carattere. Per cui... Anche il Brunello, prima di essere Brunello, veniva bevuto giovanissimo, poi qualcuno decise di lasciarlo 3 anni in botte prima di farlo bere e si dimostrava che li poteva reggere, quindi auguriamo alla Vernaccia. Fanno 50 anni, festeggiano i 50 anni, questo potrebbe essere... La DOC bianca d'Italia è quella che spiega al resto d'Italia che i bianchi possono essere longevi, quindi, e invece ecco anche i rossi a San Gimignano possono avere questa sensazione di freschezza. Assolutamente. Io oggi ho deciso in questo contesto di portare un vino un po' particolare, con un gusto un po' più internazionale, ma il mio Chianti Colisenesi, e questo ci tengo a dire, ha dei profumi, dei sentori, ed è veramente un vino estremamente fresco e con una bevibilità incredibile. Comunque anche in questo Legami, che pure ha legami con l'accento che usa appunto Cabernet, usa uve normalmente più dolci, comunque anche qui in fondo questa sapidità, questa freschezza torna fuori, quindi è proprio il territorio che è così. È il territorio, io sono su un poggio che aiuta questo concetto di freschezza. Sono protetta da una sorta di anfiteatro che riesce a costruire un microclima incredibile per la crescita delle mie piante, delle mie bambine. Allora, una serata in freschezza con le tue bambine. Grazie Andrea.